È morta investita da un camion esattamente a 100 metri di distanza da dove da piccola era rimasta coinvolta in un incidente molto simile nel quale aveva perso una gamba. Silvana Pittarello, 81enne di Polverara, è deceduta questa mattina intorno a mezzogiorno mentre stava attraversando la strada in via Volpara, proprio in centro paese. La signora aveva parcheggiato l'auto, non si sa se era appena stata o stava andando dal medico di base. Mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, un camion frigo che stava parcheggiando effettuando una manovra in retromarcia ha colpito la donna facendola cadere violentemente a terra. I traumi e le ferite sono state letali. L'anziana è morta sul colpo. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale e una pattuglia dei vigili per regolare il traffico lungo quel tratto di strada provinciale. In pochi minuti in paese si è sparsa la notizia dell'incidente e i nipoti dell'anziana sono corsi sul posto. L'81enne era molto conosciuta a Polverara perché fino a qualche anno fa aveva gestito il negozio di frutta e verdura. La Silvana. conoscevo da bambino, veramente. Mi fa piacere. E quando che... Scusi un attimo. Quando giocavamo vicino sul negozio di frutta e verdura, che andavamo dalla Silvana, si diceva. All'età di 7 anni, Silvana Pittarello aveva perso una gamba dopo essere stata investita da un camion vicino alla chiesa di Polverara. Un tragico destino, quello dell'anziana, morta 74 anni dopo in un incidente analogo. L'autista del camion che l'ha investita, come da prassi, è stato sottoposto ad alcol test. La procura intanto ha aperto un'indagine e non si esclude che l'autista possa essere indagato per omicidio stradale.